Siamo 4, vediamo. Ognuno su. Aiuta là. Calmo, gestisci. Sai che fa Marco? Sai. Partito. Questa partita. Dai, tu gioca. Sali, fa bene. No, scusami che dico. Sì, a te. Fammi 1-0, Daniele. Gestiamo le forze. Sali. Tieni l'1-2. Faccio lì. Marco, non esci. Uno verde, Marco. Faccio dietro. Ciao. Lo posso entrare? Non ci ho capito niente. So che abbiamo iniziato 3 contro 4 perché pure Daniele ha fatto tardi e stavamo a perdere 1-0 in quel momento. Lo posso entrare? E poi sono arrivato io. Se mi cambio posso entrare? Sì. Non lo so. Parla con loro che hanno preso gli accordi tutti i loro squadre. Ah, ok. Posso entrare? È stata una partita tutta anomala. No, se non mi cambio. Girati. Abbiamo detto. Ma scusa, abbiamo preso il gol in 3 e giochiamo in 4. Ma come funziona, da? Dobbiamo fare come l'altra volta che abbiamo pareggiato 3-3. Dì un po', dobbiamo fare come l'altra volta che abbiamo giocato in 3. Ragazzi, per me il quinto loro ci hanno aspettato. Sono accordi che avete preso voi. Per me può entrare. Io non posso intervenire. Lo spiego dopo. Sì, gioca. Gioca! Infatti. Siamo fermati apposta al tempo. Grazie, raga. Dai. Vabbè. So che cazzo non so. Non c'ha senso, le solite cose sportive come la partita che è finita 3-3. Io ho sbagliato perché mi sono sbagliato l'orario, però mi potevate chiamare un certo. Ah, io. A lei, rimessa a lei. Freddo che fa. Ma mi resa che mi cado 5 minuti di partita per 30 minuti. Non mi capite. Lo sa. Sì, ma sto discorso ci avrebbe senso se non aveste iniziato prima, scusa. Ah, sono proprio dei polli. Sono proprio dei polli. Non lo so, non c'ero, che ne so. Raga, dai. Ma io non manco, però immagino. Ah, non c'eri. Mi stavo aspettando Daniele. Raga, ma non c'era nessuno, potevamo annullare e via, non c'era nulla, non c'era un... Ah, infatti non lo so che è successo. Il problema è allora che... Cazzo! Buono, buonissimo, bravo! Sono un euro loro. Sì. Poi eravate in 3, loro potevano giocare la partita 20 e invece hanno dovuto aspettare. No, non lo so, non c'è più niente. Perché sono tutte e due tardi, quindi giochi anche se fanno più punti. Poi loro erano 4, eravate in 3. Oh, mamma che dall'altra parte, dall'altra lì! Non andate! Se non voleva giocare perdeva da tavolino perché non si può giocare. Allora non... Ok. Effettivamente gli stiamo regalando un po' dei sordi. La sintesi è Rundi ci ha questa. deciso di giocare, ha detto se anche arriva il quinto giocano in 4 perché io devo giocare. Cazzo, vaffanculo, Mirko, ma non più dietro. Lo potevi chiamare. Io ho convinto che è in 4. Angolo? Non sto cambiando cosa, sono Sì, questo è gelo oggi. Buona. Galla, su forte. Vai, la macchina. Posto lo sei? Può giocare?
Vamos. Ehi, Gri. Ehi. No. Che no, va. Girati. No, no, però io stavo. Che te levava la migliore. No. Il portiere, fallo per parte. Da quanto hanno iniziato? Non c'ho idea. Passo a destra. Mi sa che è tipo finita, non lo so. Portiere. Portiere. Posizione Marco. Vieni. Che è tu, Io quando vuoi entrare, Quando vuoi? Subito. Vai, vai dentro. Vai. non caffè. Di tutti i schifi questo è il più schifo. Che sta, partita farsa proprio. Madonna. Anzi che ci hanno fatto solo uno, dovevamo giocare 15 minuti 3 contro 4, finiva 10-0 senza fermo. Ma che ha deciso che di giocare a quest'ora? Non lo so, però ugualmente non è scusabile. Gira sempre a fare ritardo, l'abbiamo pagata una volta. Beh, prima o poi deve succedere. Ovviamente contro gli avversari quando sono 4. Beh certo, noi siamo i polli. I polli d'eccellenza, guarda. Fino alla partita potevamo vincere con Chievo. Ma con tranquillità questa vincevamo proprio 5-0, invece con i Fagiani. Bah. Chi ha qua consiglia questa partita? Già giocavamo poco. Calma e giriamo, dai. Oh, era buono, va via. Cambia. Gira. Mamma mia, non gliela faccio a guardarla sta partita. Ma infatti perché la sta riprende Paolo? Ah, giusto perché se no non c'avevo un Se cazzo da congela fare. la mano, lascia stare. Lo so, però mi sono portato il guanto. Questa partita è talmente squadra. Bravo Mi! No, che fagianata. Devo che tirare, non mi aspettavo. Che sarà dentro lascia, vieni quelli. Daniele si via i guanti, ho detto stanno in panchina, ho detto io. Con sto freddo, mettetevi io. Girati. Ma sta tenendo un po' di tempo. Io? No. Un po' di Sali. Aspetta. Se potete orologio? No, perché io che sto in panchina solo. E che vabbè, è il panchinaro. Dovrebbe essere scritto là il tempo da solo. Sì, però l'ho torto, ecco. Ecco. Se vuoi te lo posso dire adesso. No, ci sta. Perché oggi il portiere è fondamentale, se stiamo qua. Rimani, 4 contro 4. Pensi a quello che facci Marco. Bravo Marco. Oh. Due falli per parte? Può giocare? Eccolo. No, Marco, no. Passa. No, io 2 minuti e mezzo chiamo a prendere. Sì, sì. Da quando me l'hai detto sono passati 45 secondi. Ok, a 3 minuti. Sempre. Oh, che quella. Oh, bacio. Oh. Capirai non sa la passavamo in 5, pensa in 4. Ma non è che siamo capaci anche di contro. Aspetta, dai, un attimo. La prossima azione, mi.
Marcio, vamos. Esci. Vai, tira il polo. Dani, fuori. Esci. Angolo. Vai, Marco. Angolo. Ho capito. Oh, Gri! Giù! Era perfetta! Già coperta! Pure! Vamos Marco! Fabio, Luca! Io il suo sappiamo. Marco, che sta vedendo con Marco? Bravo, buono Marco. Bravo. Via! Dai, va! Torna! Cristian! Torna là! Oh. Non più! Scusa Marco. Bravo. Ormai partire. Dai, la serie più convinto. Oh, chi ne la fa? Catagnare? Tocca Daniele, dico. Va, non c'ho idea, guarda. Daniele! È uscito tu! Marco! Vieni! Abbastanza, sì. Bravissimo, grande! Vai così! Buono, ricambiamo questo campo, grazie. Pure. Dice subito campo, Non stanno i guanti. Mi sa che essere messi Marco.